Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora già imperversano su tutti i siti e su tutti i giornali le nuove nomine che sono uno dei frutti del Consiglio federale tenuto oggi, Consiglio federale della Lega. Nella fattispecie ci riferiamo alle nomine dei vice segretari di Matteo Salvini, nomine che hanno confermato anzitutto Claudio Durigon e Alberto Stefani, e poi hanno anche previsto quei due nuovi vice segretari che sono gli europarlamentari Silvia Sardone e Roberto Vannacci. Ora ovviamente su tutti, immaginiamo domani all'ennesima potenza sui giornaloni ci saranno i retroscena gossipari, le interpretazioni più o meno malevoli, per cui la nomina di Vannacci si inserisce nel risico con Salvini, della Sardone si sottolineerà giustamente il fatto che è la prima donna a ricoprire un ruolo di questo tipo nella Lega ed è una notizia ed è un'ottima notizia, ma insomma a nostro giudizio si sta perdendo un po' il senso politico però di queste nomine che proviamo a riepilogare qui in questo spazio. I due confermati ovviamente Durigon e Stefani hanno anzitutto una ratio politica nel senso che territoriale, cioè che sono uomini anzitutto, non solo, ma anzitutto di territorio, saldati alle istanze concrete dei loro territori, che è una delle ragioni sociali storiche della Lega. E sui nuovi nomi invece, su cui appunto in questi minuti imperversa una lettura un po' semplicistica e gossipare, noi invece vorremmo provare a interpretare l'agenda che si palesa dietro questi nomi, perché non sono due nomi ovviamente banali e come dire edulcorati da un punto di vista valoriale, sono due nomi che indicano, a mio giudizio confermano un'agenda chiara, un'agenda anzitutto e dichiaratamente contro il politicamente corretto, contro la cappa dell'ideologia woke, che è la forma contemporanea di autoritarismo intellettuale che attanaglia il mondo libero, che è stata purtroppo partorita dal mondo libero come proprio male interno. Beh, su questo soprattutto il generale Vannacci ne ha fatta probabilmente la ragione principale del proprio impegno politico e civile, il contrasto all'autoritarismo politicamente corretto. Poi c'è la questione dell'identità, che è legata ovviamente, cioè c'è la consapevolezza che noi non dobbiamo vergognarci della nostra identità di italiani, europei, occidentali, anche contro la K woke di cui sopra, ma anzi rivendicarla, essere fieri anche della differenza e dell'anomalia culturale che questa storia rappresenta nella storia del mondo. E entrambi su questi sono sempre tutt'altro che reticenti. Da cui discende un altro punto, a mio giudizio, di questa agenda che chiaramente si legge in filigrana in queste nomine, che è il no radicale, netto e senza compromessi a qualunque progetto di islamizzazione dell'Europa, a qualunque cedimento sui valori, sulla convivenza che diventa pratica però anche quotidiana. Non solo non si distoglie lo sguardo dal pericolo, e il pericolo è qui e ora. Ci sono, come ben sapete, periferie di metropoli europee che rischiano di vivere sotto una sharia di fatto. Ci sono anche ormai molte periferie italiane, su questo Silvia Sardone ne fa una battaglia quotidiana proprio, no? del monitoraggio del rischio islamizzazione che ci riguarda tutti e tutte. Non è banale qui, non è un wokismo qui dire tutti e tutte, perché scomoda ovviamente l'idea della donna e la condizione concreta della donna in queste comunità. Sono battaglie per cui Silvia Sardone ha avuto delle minacce terribili di morte anche da parte di gruppi fondamentalisti o esaltati, sbandati, ma quindi tanto più pericolosi. E poi non è banale il fatto che siano due europarlamentari, cioè questa cosa indica a mio giudizio la consapevolezza di quanto sia decisiva la battaglia in Europa, sia decisiva la battaglia per smontare alcune ideologie eurocratiche nell'interesse dei popoli europei, in primis il Green Deal ovviamente, che ormai è il più grande caso di suicidio economico che una classe dirigente abbia mai partorito. La grande battaglia sul free speech, che in Europa è
fattualmente a rischio. Ha ragione Vance che ne dicono le anime belle. Solo l'altro giorno in Europa si è impedito di parlare a Tommaso Cerno, direttore del Tempo, che doveva intervenire a un panel sulla libertà di stampa in Italia, non è stato giudicato degno perché non appartenente alla stampa dei buoni e dei giusti. La grande battaglia del free speech in Europa è un'altra battaglia che per esempio il generale Vannacci ha sempre innalzato. E poi la battaglia della pace, che è decisiva oggi per l'idea di Europa che abbiamo in mente, un'Europa succube del riarmo franco-tedesco o un'Europa come attore geopolitico che dà un'intelligente sponda all'iniziativa dell'amministrazione Trump. Ecco, tutta questa agenda che si sostanzia di battaglie che questi due europarlamentari hanno fatto storicamente, fanno ogni giorno, è di fondo un'agenda trumpiana. Cioè la Lega si conferma in questo momento il partito, il soggetto politico in Italia più dichiaratamente affine all'agenda trumpiana, che nonostante tutti i tentativi del mainstream di ridurla a caricatura, è l'agenda che oggi dà le carte nello scenario politico mondiale. E queste nomine confermano la non timidezza e anzi l'insistenza con cui la Lega conferma questa agenda che possiamo sintetizzare trumpiana e che a noi, che ne dicano le suddette anime belle, pare un'ottima notizia. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio